Ciao tifoso azzurri, benvenuto nel canale Notizie Napoli Calcio. Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perderti nessuna notizia dal club più grande d'Italia. Gattuso, Napoli, calcio incredibile. Ma col Milan sarà sfida aperta. Rino Gattuso torna a parlare. Dopo l'addio al Valencia di fine gennaio, il tecnico calabrese è stato stamattina ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 e ha parlato di tanti argomenti. Uno dei primi è stato ovviamente il Napoli e la prossima sfida nei quarti di Champions tra le ultime due squadre italiane da lui allenate. Il Napoli è da 2 anni che esprime un calcio incredibile, ma in Europa è diverso. Sono due squadre che giocano a viso aperto. Gli azzurri hanno una mentalità vincente, giocano con tranquillità ed esprimono un calcio europeo, ma sarà una partita aperta. Il Milan gioca a campo aperto, deve stare bene fisicamente con tutti i suoi interpreti. Quando qualche giocatore non sta bene si nota e non riesce a fare quanto fatto da 1 anno e mezzo a questa parte. Festa Napoli e futuro vi merito alla festa scudetto del Napoli. Gattuso dice che non andrà, sono un tipo un po' particolare, i meriti se li deve godere chi è artefice di quello che stanno facendo. Non mi piace andare a festeggiare su cose che non ho fatto. Ricordo di aver perso la Champions League con 77 punti. Sono ovviamente contento, perché ci sono tanti giocatori che ho allenato. Napoli è stata una parte importante e sono orgoglioso di essere stato allenatore del Napoli. Tifoso azzurro, lascia la tua opinione nei commenti e iscriviti al canale perché tornerò presto con le ultime notizie dal club più grande d'Italia. Forza Napoli sempre!